GRS, Giornale Radio Sociale. Bentornati all'ascolto del Giornale Radio Sociale. In studio Giuseppe Manzo. Servono risposte. Per evitare l'erosione dei diritti dei minorenni è necessaria chiarezza e trasparenza sull'attuazione delle disposizioni del patto e sul potenziale impatto sui minorenni. Lo chiede UNICEF agli Stati membri dell'Unione Europea in vista dell'accordo su migrazione e asilo. Strage senza fine, alluviana, ancora morti sul lavoro con l'incidente alla centrale idroelettrica. Ascoltiamo il servizio di Patrizia Cupo. Ogni giorno muoiono sul lavoro in media 3 persone nell'assenza di controlli. Non basta più la retorica e tantomeno le frasi di circostanza ogni volta che si verificano simili tragedie. Lo ha detto il presidente di Auser, Domenico Pantaleo, dopo la strage di Luviana che conta al momento 3 morti e 4 dispersi, su cui però, secondo i vigili del fuoco, si nutrono poche speranze. La rete Auser sostiene lo sciopero generale che si tiene oggi con presidi in diverse città. Per i bambini arrivano 50 milioni di euro per creare 15 aree socio-educative strategiche in favore di minori e famiglie che vivono in zone e quartieri a maggior rischio di degrado sociale. L'iniziativa presentata ieri a Palazzo Chigi dalla viceministro Bellucci e dal sottosegretario Mantovano alla presenza del forum terzo settore di impresa sociale con i bambini di Acri e dei parroci delle periferie urbane a rischio. Viaggi di speranza, sono in aumento del 25% i migranti della salute nel nostro paese. Lo rileva l'associazione di volontariato Casa Amica. Ascoltiamo il direttore Stefano Gastaldi. Il bisogno della migrazione sanitaria è in costante aumento in questi anni post-Covid e per rispondere sempre in modo più adeguato a questo importante aumento di richieste stiamo progettando una nuova casa che sarà in grado di ospitare fino a 60 persone al giorno e che rappresenterà un'importante risorsa per gli oltre 140.000 migranti della salute che ogni anno raggiungono Milano per sottoporsi a cure spesso salvavita. Sicilia tossica, esce nelle sale il documentario Toc Sicily del regista francese François-Xavier Destor e del geografo fotografo palermitano Alfonso Pinto, patrocinato da Legambiente, dà voce alle persone che resistono e vivono la loro quotidianità accanto alle fabbriche del più grande petrolchimico d'Europa in provincia di Siracusa. Volontariato su 2 ruote, è siglato un nuovo accordo tra FIAB e CSVNet. Tra i punti dell'intesa il sostegno alle associazioni locali per fare rete sul territorio, la promozione di attività formative di sensibilizzazione e la realizzazione di progetti ad alto impatto sociale. Con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.